Banche popolari, alla commissione d'inchiesta parla il numero 1 della vigilanza di Banca Italia che respinge le polemiche e attacca la crisi dei due istituti dovuta a vertici inadeguati, hanno ostacolato le ispezioni e occultato informazioni. Colpi violenti nel Veronese, raffica di furti nella Marca, torna l'incubo dei raid in case e nei negozi a ridosso delle feste, la rabbia dei sindaci, altro che reati in discesa, la realtà è questa. Esposizione a radon dei militari in servizio all'ex base NATO sul Monte Venda, oggi si è chiuso il processo, condannati 4 imputati, tutti ex vertici dell'aeronautica militare. Continuano serrate le indagini dei carabinieri per dare un nome ai resti umani trovati in un campo del Veronese, un uomo seppellito forse già un anno fa. Autonomia, domani a Venezia la convocazione della prima seduta della Consulta Veneta, i 34 nomi scelti nel mondo economico, amministrativo e culturale pronti ad affiancare i giuristi nel negoziato con Roma. Amministrative 2018 a Treviso, nel capoluogo della Marca, il centrodestra verso la frattura, ore decisive per Forza Italia orientata verso il suo candidato, la Lega Verde sarebbe un tradimento. Nella giornata dell'omaggio ai defunti il silenzioso via vai dei fedeli nei cimiteri del Veneto, tra ricordi e memoria per chi non c'è più. Edizione Veneta dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati, lo avete sentito dai titoli. In primo piano le popolari venete perché oggi in commissione bicamerale è stato il turno del numero 1 della vigilanza di Banca Italia che ha preso la parola e ha detto la sua versione dei fatti. Sentiamo com'è andata nel nostro servizio d'apertura. Le criticità emerse per le due banche venete sono riconducibili, in ultima istanza, all'inadeguatezza del loro governo societario e in tale ambito all'autoreferenzialità del management. Bastano 10 secondi al capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria di Banca Italia, Carmelo Barbagallo, per tracciare un profilo netto di quel che è successo dentro le due banche venete, Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Il numero 1 della vigilanza ha parlato davanti alla commissione bicamerale chiamata a far luce su quello che è successo negli istituti di credito. Gli amministratori, ha spiegato Barbagallo, hanno ripetutamente occultato importanti informazioni alla vigilanza di cui hanno deliberatamente disatteso le richieste. Prestiti erogati con leggerezza o in conflitto di interessi hanno contribuito al deterioramento della qualità del credito dopo gli effetti della crisi, portando i due intermediari in prossimità al dissesto. Barbagallo è anche intervenuto sui dipendenti Banca Italia assunti dagli istituti di credito e si è limitato a dire che è fatto non gradito a Banca Italia. Davanti a senatori e deputati ha quindi tracciato una riga sulle competenze. Non si può vietare prima di erogare credito, il credito viene erogato, se ha caratteristiche di un certo tipo ovviamente poi si va alle sanzioni. Ed ha anche introdotto il tema del voto capitale, un voto fatto da tanti piccoli azionisti che non hanno capacità o interesse ad esercitare il ruolo di controllo sui vertici degli istituti di credito. Il voto capitario non incentiva la base sociale a un controllo che è necessario sul management, no, perché loro dovrebbero essere i primi, perché dovrebbero avere un interesse economico. Insomma, Banca Italia di intestarsi delle colpe su quello che è successo nelle banche venete non ne vuole proprio sapere. Torna l'incubo furti e rapine in Veneto, escalation negli ultimi giorni in tutte le province, i fatti più gravi nel Veronese. Case isolate, residenti in casa e la violenza cieca dei malviventi, 2 colpi in abitazione quasi identici, forse la stessa banda, e vittime picchiate. Ore da incubo tra Oppeano e Palù nel Veronese, con lo spettro delle rapine in casa che ritorna in un periodo come questo, nel quale il buio domina già, di sera presto. Situazione ideale per chi vuole penetrare nelle case, che ci sia o meno qualcuno, evidentemente non importa. Ne sa qualcosa il 60enne di Cadeglioppi, bersaglio del primo raid alle 19. Si è trovato 2 uomini in casa a Cento dell'Est. Una volta scoperti per darsi alla fuga, non hanno esitato a prendere a sprangate l'uomo, che dopo essere stato anche spintonato è caduto a terra. Poco dopo sul posto sono arrivati i carabinieri di Legnago. La vittima è stata portata al pronto soccorso per farsi medicare. Nemmeno 3 ore dopo l'allarme in una residenza di Palù. Ore 22, una coppia di ultra sessantenni che sorprendono i banditi, 2 anche in questo caso, entrati forse convinti che le persone dormissero, viste le luci spente. Invece il padrone di casa li ha affrontati ed è stato picchiato sotto gli occhi della moglie scioccata. I 2 rapinatori sono poi scappati con l'auto della vittima. Raid che non si fermano nemmeno nelle altre province. In questi giorni raffica di furti in casa e nei negozi della Marca, tra Spresiano, Villorba e la Castellana, e ieri sera a Sandona di Piave una tabaccaia è stata derubata dell'incasso che aveva messo in una borsa appena entrata in auto, finestrino sfondato dal ladro sotto gli occhi della donna e fuga con 2.500 euro.
Avete sentito, raffica di furti un po' in tutta la provincia di Treviso nel giorno di Halloween. Notte di Halloween da dimenticare per due famiglie di Villorbe Spresiano, vittime dei ladri, probabilmente della stessa banda che ha agito appena è scesa la sera. Approfittando dell'assenza dei padroni di casa, i malviventi sono entrati in azione forzando una porta-finestra. Una volta nell'abitazione hanno messo a soqquadro tutte le stanze fuggendo con gioielli per un valore di 1.500 euro. Poco dopo un altro furto con il medesimo modus operandi a qualche chilometro di distanza in Borgo Radovic a Spresiano. Anche in questo caso i proprietari erano usciti per partecipare ad una festa di Halloween. Probabilmente i ladri sapevano degli spostamenti e per questo sono entrati in azione pensando di poter agire indisturbati, ma l'allarme che è scattato ha mandato in fumo i loro piani e la banda è fuggita solo con una collana d'oro. L'incubo furti che torna per la seconda volta in un mese a perseguitare i titolari di una concessionaria di moto, Onea di Fonte. Ladri che hanno utilizzato un furgone prima per sfondare la vetrata del negozio, poi per caricarci 6 moto per un valore complessivo di 50.000 euro. Raffica di furti che sempre nella giornata di martedì era stata segnalata anche a Santa Lucia di Piave, in via Brocchire e in via Silone. A renderlo noto lo stesso sindaco Riccardo Szumski. Noi non siamo contenti perché periodicamente ci sono furti, molto più periodicamente ci sono tentati e frazioni, e io vedo le foto che mi mandano i cittadini e quindi mi mettono al corrente di quello che succede e se c'è un tentativo non vanno sicuramente a denunciarlo. Episodi che non vengono denunciati ma che, sottolinea il primo cittadino di Santa Lucia, sono un dato di fatto periodico e persistente che non so se compaia nelle statistiche ma che, conclude il sindaco, turba parecchio i santalucesi. Se invece passa, come mi sembra, che queste cose insomma non sono poi tanta criminalità ma è la quotidianità, mi permetto di dire che io non sono d'accordo per i miei cittadini, per i miei anziani, per i miei bambini, i ragazzi, insomma tutti coloro che fanno parte della comunità in cui io ci sono e che amministro, che si meriterebbero qualcosa di meglio. Continuiamo a parlare di microcriminalità spostandoci a Padova con un episodio di violenza nel rione. Madonna Pellegrina aggredita e scippata della borsa, vittima un'anziana signora del quartiere. La polizia è ora a caccia dei due malviventi. Spinta a terra e scippata della borsa, è accaduto a Padova in via Tre Garofani, dove una donna di 74 anni che si stava recando a fare la spesa è stata aggredita da due sconosciuti. È accaduto in pieno giorno, attorno alle 10 del mattino. La signora, che vive in quella zona, ha raccontato di essere stata avvicinata da un'auto che aveva 2 persone a bordo. Uno di loro, e la polizia sta ricostruendo i dettagli dell'aggressione, sarebbe sceso dall'auto, forse avrebbe allungato la mano dal finestrino e spintonando la donna le avrebbe strappato la borsetta. L'anziana, nel tentativo di difendersi, sarebbe caduta a terra e si sarebbe ferita, per fortuna in modo lieve. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi e le volanti della questura che hanno raccolto la testimonianza della vittima. Nella borsa, oltre ai documenti, c'erano circa 70 euro. Immediatamente sono partite anche le indagini della polizia per risalire agli autori dello scippo. Tragedia pochi minuti fa ad Ormelle, in provincia di Treviso, dove in via Strada, a pochi metri dalla rotonda che porta alla zona industriale, un'anziana signora di circa 80 anni è stata investita da un'auto e ha perso la vita. Stando alle prime informazioni a nostra disposizione, la donna probabilmente stava attraversando la strada per rientrare a casa. La sua abitazione infatti si troverebbe a pochi metri dal luogo del drammatico sinistro. Esposizione al radon dei militari in servizio all'ex base NATO sul Monte Venda. Siamo tornati in provincia di Padova. Oggi si è chiuso il processo, condannati 4 imputati. Si tratta di ex vertici dell'aeronautica militare. Un killer silenzioso, perfino invisibile, ha ucciso finora 119 militari dell'aeronautica, ma il radon del Monte Venda nel Padovano ha portato la sua scia di morte su altri 48 avieri, ancora malati. Sono gli esiti della commissione parlamentare che si occupa di sicurezza sul lavoro, un'inchiesta complicata dal fatto che il Ministero della Difesa e l'Aeronautica non hanno mai trasmesso alla Procura della Repubblica gli elenchi dei militari che si sono esercitati nella galleria segreta del primo ROC.
I componenti della commissione parlamentare hanno ascoltato i magistrati padovani nei giorni scorsi, i primi a occuparsi del gas che si nasconde nelle viscere dei monti di origini vulcaniche. Secondo il PM Francesco Tonon, i vertici dell'aeronautica oggi sotto inchiesta sapevano che la galleria del Monte Venda era piena di radon, tanto che gli statunitensi, al lavoro al fianco degli italiani, indossavano tute e scafandri per difendersi. Continuano serrate le indagini da parte dei carabinieri per risolvere il giallo dei resti umani rinvenuti in un terreno agricolo a Villafranca di Verona nella tarda serata di martedì. L'allarme era stato dato da alcuni agricoltori che stavano completando la rattura del terreno e che in un primo tempo avevano pensato a resti di animali. Quando gli agricoltori si sono resi conto che invece si trattava di resti umani è scattata la segnalazione. Secondo una prima ipotesi la sepoltura del cadavere pare di un uomo potrebbe risalire alla scorsa estate. Del corpo sono stati ritrovati solo il busto, un braccio e la testa. Non è escluso che il cadavere sia stato fatto a pezzi durante i lavori agricoli con l'aratro. I resti sono stati trasferiti all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Borgo Roma, dove su disposizione del magistrato sarà eseguita l'autopsia. Gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, tra queste quella anche dell'omicidio. Voltiamo a pagina lavoro e sicurezza sul posto di lavoro, previdenza integrativa, istruzione. La CISL del Veneto ha pronte le proprie richieste che domani saranno portate al tavolo della consulta per l'autonomia convocata dal governatore Zaia. Dopo il referendum del 22 ottobre procede spedito l'iter per avviare la trattativa col governo per una maggiore autonomia del Veneto. Domani nella sala polifunzionale del Palazzo Grandi Stazioni a Venezia si siederanno attorno a un tavolo tutti e 34 i soggetti rappresentanti delle autonomie locali, delle categorie economiche e produttive, del mondo dell'università e della ricerca, di altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale, oltre che delle forze sindacali e del terzo settore. Noi ci presenteremo con le nostre proposte che come CISL abbiamo già avanzato a Zaia. E noi abbiamo poi sollecitato Zaia a fare piccoli passi, a conquistare cose che sono facilmente raggiungibili. Alla consulta del Veneto per l'autonomia è affidato il compito di supportare la delegazione regionale che condurrà il negoziato con lo Stato. Per la CISL è la politica dei piccoli passi a premiare anche a breve termine. Per noi come organizzazioni sindacali interessa molto il tema delle politiche per il lavoro, portare qui in regione i centri per l'impiego, per cui gestire tutto quel tema che è legato al lavoro, poi c'è il tema della sicurezza sul lavoro, tutte le forme di welfare e di contrattazione e anche di previdenza integrativa, che è un tema che viene demandato alle regioni, per finire su un tema altrettanto importante che è quello dell'istruzione. Proprio sull'istruzione la CISL propone un rapporto molto più strutturato della Regione col mondo della scuola, a partire dalla redazione delle graduatorie su base veneta. Dunque avete sentito, domani ci sarà la prima riunione della consulta del Veneto per l'autonomia con i 34 esperti convocati a Venezia dal Presidente Zaia. I cittadini si aspettano che presto l'autonomia diventi realtà e ci hanno anche detto su quali argomenti. Sentiamo. Consulta per l'autonomia al lavoro, cittadini padovani e veneti che si aspettano segnali concreti di cambiamento su tasse, commercio, servizi sociali. Un po' di più soldini verso di noi, diciamo, che restino qui nel Veneto, non andare tutti a Roma. Mi sa che ne abbiamo già dati abbastanza. Ma che potesse essere anche a livello politico più rappresentativa, avesse più peso, senz'altro questo. Secondo lei in questi anni è mancato? Questi anni è mancato e se noi andiamo a vedere la maggioranza dei politici non sono veneti, non sono settentrionali. Quelli al governo intende? Quelli al governo intendo, sì. I fondi, almeno una parte dei fondi rimanga alla regione e possono essere spesi dalla regione. Se il commerciante lo fa un abusivo bianco è una cosa, se lo fa un abusivo di colore è un'altra. Quindi regole uguali per tutti? Penso proprio di sì. Lei pensa che con una regione magari più autonoma si possa ottenere questo? Ma mi auguro di sì. Insomma, i servizi prima che ti paghi, non c'è niente da fare. E ora so il mezzo il pago, mezzo mi passa. Non me lamento, quello che posso fare.
Andiamo in Piazza Duomo, nel cuore di Padova. 2 notti fa l'aggressione ad una pattuglia della polizia in servizio antidroga, ma i commercianti non ne possono più, soprattutto di accattoni sempre più molesti e violenti. Abbiamo un continuo passaggio di mendicanti che vengono visti dai vigili, fanno il giro per la galleria, vanno a finire in ghetto, tornano fuori, 5 minuti dopo sono fuori. Hanno il brutto vizio di strattonare le persone per le braccia, soprattutto per gli anziani che magari passano. 15 anni, da tanto Michele Pettenello gestisce il suo negozio di ottiche in Galleria Duomo, una zona centrale all'ombra della cattedrale del Battistero, ma la situazione sta degenerando, mendicanti molesti, a volte violenti, racconta. Addirittura alcuni chiedono con l'inganno 70-80 euro perché portano le signore anziane con l'inganno, con la storia, qui nell'angolo del ghetto, e chiedono queste cifre perché dicono che hanno genitori ammalati, sono sempre i soliti noti perché grandi, grossi. È stato minacciato mentre difendeva un'anziana, ci dice, la situazione in questi mesi di amministrazione Giordani è peggiorata. È peggiorata perché all'inizio, quando c'erano anche altri assessori eccetera, noi bastava chiamare e la gente arrivava. Abbiamo fatto un sacco di segnalazioni anche ai vigili, quelle cose lì, noi chiamiamo, facciamo, loro vengono, ma come le dicevo prima, arrivano, sono visti in distanza, scappano dietro, fanno il giro e sono fuori. L'ordinanza anti-accattoni un deterrente, ripete Pettenello, preoccupato per gli effetti che avrà sulla piazza l'intenzione del sindaco Giordani di toglierla. Intanto questo gioiello di Padova sta diventando una zona sempre più pericolosa. Chi ci vive, chi lo sa, li vede perché alla sera all'angolo del Battistero, sotto l'arco Vallareso, sono sempre lì, è inutile, cioè sono sotto gli occhi di tutti. Non è una novità, o dietro il Duomo, basta passare e vedere. La polizia passa, l'esercito passa, passano tutti, però sono sempre lì. Ed ora la denuncia arrivata alla nostra rubrica, lo dico ad antenna, dei residenti di Piazzale Olivotti a Mestre, esasperati perché quello che una volta era un quartiere residenziale oggi è luogo di spaccio, prostituzione, ma non solo. Spaccio, degrado, bivacco, prostituzione. Qui i trans qui di notte vanno e vengono. La situazione in Piazzale Olivotti alla fine di via Piave a Mestre sta diventando ormai insostenibile per i residenti che da tempo continuano a denunciare una condizione che non accenna a migliorare nonostante i controlli ci siano. Questo sembra di essere nel Bronx, addirittura noi abbiamo dovuto attorno alle case farci le cancellate, robe, almeno per impedire almeno che venissero a fare i loro bisogni nei muri delle case. E stanno qui, bevono tutto il giorno, sono ubriachi, litigano. Ogni volta che mi affaccio alla finestra vedo qualcuno urinare. Non c'è un momento di... Qui ci sono i toiletri di urina qui attorno. Ma male che mi arrivano sui vestiti, mi impregna, mi tocca metterli là della camera perché mi impregna. Se proprio puzza da piscina. Cioè, se che cosa dire, mi dispiace a me. E infatti basta spostarsi di qualche metro. Qui siamo in un punto di Piazzale Olivotti più nascosto rispetto alla parte centrale, quindi vengono ad urinare con più frequenza, l'odore che si sente è irrespirabile. Urina, feci, droga, siringhe, atti sessuali, spesso sotto le finestre degli appartamenti. Chi staziona in Piazzale Olivotti non ha alcun ritegno, così come non l'ha avuto nemmeno di fronte alle nostre telecamere quando una persona che i residenti raccontano essere un noto spacciatore della zona si è abbassato slip e pantaloni. La mattina io passo, sono qua che... Tu li vedi proprio che si fanno proprio, che si bucano, tutto quanto. In piena notte assolutamente sì, e anche la mattina presto rischi di trovare la gente che è distesa qui davanti e chiaramente questo comporta un rischio importante anche perché non sai mai la reazione di chi effettivamente poi hai davanti. Secondo me dovrebbero trovare un sistema per mandarli al loro paese, non vengono qui per lavorare, sono qui solo ed esclusivamente per bere, ubriacarsi, fare i loro... Questo è quello che fanno tutto il giorno. Se anche voi volete segnalarci problemi di servizi, disagi, potete farlo inviando un sms o WhatsApp al 351 1755 340, scrivendo una mail a redazione@antenna3.it o ancora lasciando un messaggio in segreteria telefonica, il numero 0422 02 30 898. Lasciate una descrizione di quello che è il problema e un vostro numero di telefono. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi, a tra poco.
Di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, e c'è la politica ad aprire questa seconda parte con De Checchi sempre più vicino alla candidatura a sindaco a Treviso, provocando così un terremoto nel centrodestra dopo appunto quello che è considerato uno slancio in avanti di Forza Italia. Determinati direttivi degli azzurri di stasera e domani. La Lega intanto non ci sta e parla di tradimento. Andrea De Checchi, candidato sindaco di Forza Italia, la semi-ufficialità della notizia scuote il centrodestra trevigiano e il segretario provinciale della Lega, Dimitri Coin, non usa giri di parole. Ne prenderemo atto sicuramente, però Forza Italia se ne assumerà le responsabilità, e visto che appunto ci stiamo lavorando da 2 anni, le conseguenze ci saranno su tutta la provincia. Una scelta in autonomia da parte di Forza Italia dopo 2 anni di collaborazione con la vittoria alle provinciali e alle comunali di Conegliano vorrebbe dire rottura su tutta la linea, e di apparentamenti al secondo turno Coin non vuole neanche sentir parlare. Se fosse sarebbe un tradimento nei confronti degli elettori. Andrea De Checchi non è il candidato della Lega Nord, visto che su Treviso anche da accordi politici, perché anche le elezioni amministrative sono politiche, il candidato dovrebbe essere della Lega Nord. Perché se a Conegliano ha vinto Fabio Chies, candidato azzurro, è anche grazie alla Lega, ed è grazie ai 4 consiglieri di maggioranza del Carroccio che Chies può governare. Il diretto interessato, coordinatore di Forza Italia, lo sa bene e predica cautela. Stiamo cercando ancora un ragionamento che porti a una corsa unitaria. Sicuramente Andrea De Checchi, non abbiamo mai nascosto, è un candidato che secondo noi potrebbe unire il centrodestra, però adesso finiremo i ragionamenti con gli amici alleati e poi vedremo cosa fare. È Mario Conte che non va bene? Ma no, Mario è anche un amico, una bravissima persona, ma ripeto, i ragionamenti vanno oltre, e soprattutto per quanto riguarda Forza Italia la parola finale spetterà al regionale. Ma si sa, a Forza Italia non entusiasma né il nome di Conte né quello di Mauro Michelon, che dovrà farsi però andar bene se da Matteo Salvini non arriverà il via libera a candidare l'asso nella manica di Coin, un rappresentante della società civile che non è però tesserato col Carroccio e che a oggi risulta un'ipotesi accantonata. Quanto al nodo Gentilini, Coin ammette di avergli fatto un'offerta che lo accontenta praticamente su tutto e che dovrebbe spingerlo a rinunciare alla preferenza già pubblicamente espressa per De Checchi. Il rifiuto da parte di Gentilini di questa nostra offerta vorrebbe dire quello che io sostengo da tempo, cioè che l'obiettivo di alcune persone che si definiscono leghisti non è quello di dare un'offerta politica alla città di Treviso, ma semplicemente quello di far perdere la Lega Nord in città. Questo servizio, ma anche tutti gli altri servizi dei nostri telegiornali e i nostri approfondimenti e trasmissioni potrete trovarle nella nuova applicazione di Antenna 3 per telefonini e tablet di ultima generazione. Tutta Antenna 3 a portata di un click, dallo streaming in diretta alle nostre produzioni e servizi di tutti i telegiornali. Basta scaricare dall'Apple Store e da Google Play Store per i cellulari Android la nostra app Antenna 3 scritto, staccato, tutto in lettere per seguire minuto dopo minuto la nostra programmazione e condividere file dei servizi TG o degli approfondimenti. Oggi la giornata di ricordo dei defunti, tanti coloro che si sono recati al Camposanto, ordinanze particolari a Padova per il cimitero maggiore dove nel pomeriggio c'è stata la Santa Messa celebrata dal Vescovo Monsignor Cipolla. Un timido sole accompagna la giornata del 2 novembre in cui si ricordano i defunti. Il pellegrinaggio continua al cimitero maggiore di Padova con la polizia a controllare discreta. Un omaggio silenzioso, tanti portano dei fiori. È un sollievo entrare, è una bella cosa, è tenuto bene con ordine e ci si riesce ad entrare con l'animo sereno, anche se è un posto di dolore. Ordinato, pulito, ben tenuto. In tanti ringraziano perché la visita e il ricordo viene reso più dolce. Noi veniamo dal Friuli per una nostra sorella qui sepolta e il cimitero è sempre stato molto ordinato, molto pulito, alle varie stagioni con degli addobbi tutti particolari. Qualche sistematina e marciapiedi andrebbe però fatta. Ho visto solo del ghiaino, hanno un po' livellato di qua e di là, certo che qualche buchetta, qualche alto e basso c'è sempre. E se il cimitero maggiore offre un luogo di preghiera e ricordo decoroso, la richiesta è che non siano trascurati i campi santi della periferia della città.
È tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata naturalmente con i programmi di Antenna 3. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Sul Veneto continua una moderata alta pressione con sole e bel tempo prevalente, un po' di nubi sparse qua e là e locali nebbie mattutine sulle pianure meridionali. Le temperature massime sono previste tra i 12 e i 16 gradi circa, valori minimi attesi tra 7 e 9 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà stabile e soleggiato ovunque, salvo una diffusa e parziale nuvolosità. Temperature massime previste tra i 13 e i 15 gradi, valori minimi attesi tra 7 e 9 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, qualche addensamento sui settori alpini di confine, bella giornata di sole altrove con cieli completamente sereni. Temperature massime previste tra i 16 e i 21 gradi, valori minimi attesi tra -1 e 2 gradi. Il mare sarà generalmente quasi calmo, i venti deboli da nord-ovest. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.